Che vivete in queste condizioni di degrado che però di anno in anno sono peggiorate. Peggiorate come ben vedete. Vedete che cosa c'è? Queste macete, queste cose, dei bambini, purtroppo qua abbiamo dei bambini non bravi e non bravi, vanno a giocare. Giocando su queste cose c'è il rischio di pesticidi, di medicinale, tere, animali, babboni che dormono qua dentro, c'è un macello, cioè non sappiamo questi bambini portandoli a casa e che cosa andiamo all'incontro con tutte queste malattie che si stanno incontrando oggi. Cioè noi chiediamo all'amministrazione almeno di fare qualcosa, se il momento giusto oggi di fare qualcosa, di sistemare, non lo so, fanno una piazza e ci danno un po' di pulizia. Noi non facciamo solo la doccia e siamo puliti, si fa la doccia ed è pulito. Noi le pulizie le chiediamo su queste cose che vediamo. Siamo un quartiere, se ci vogliono buttare fuori, che vogliono dare il nostro quartiere a qualcuno di meglio, ce lo dicono e ce ne andiamo, come fanno questi extracomunitari, saliamo su una nave e ce ne andiamo nei loro paesi e loro gli diamo la nostra terra, se vogliono questo. Se no il signor sindaco si muove, dà consiglio ai cittadini e vede che cosa si deve fare. Non siamo noi a dirlo, ma lui ha più esperienza di noi, perché i soldi li gestisce lui, di quello che deve fare qua per questi cittadini e soprattutto per questi bambini. Solo questo.